direttamente a casa sua, Daniele Magro. Eccolo qua. Ciao Daniele. Ciao a tutti. Allora, com'è questo ritorno ad Agrigento? Ma bellissimo, c'è una bella giornata. No, com'è il tuo ritorno artistico ad Agrigento? Sì, no, ci stavo arrivando, era l'antifona. Okay. No, c'è una bella giornata, un'accoglienza fantastica. Io sono tornato tra l'altro il giorno 1, che è il giorno del mio compleanno, per cui ho festeggiato nel modo migliore, penso, davanti a una piazza piena di ragazzi. Simona Ventura pensa che hai una voce un po' blues, vero? Sì, insomma non è solo lei a pensarlo, io stesso te lo dico perché la musica è quella che ho ascoltato e ovviamente faceva sempre riferimento a quello che è il blues, ma più che altro insomma il soul, mi è sempre piaciuta la musica gospel, quindi tutta quella di colore, come ama dire Friscia. Facciamo un breve commento su Simona Ventura. È stata sicuramente l'artefice di tutto. Devo dire che insomma, se sono qua a parlare con te penso soprattutto merito suo, perché io di mio ho messo il fatto di essermi preso di coraggio, aver deciso di fare i provini, di aver cantato per tutte queste settimane, però lei è stata quella che mi ha scelto su 20.000 persone, per cui a prescindere di come possa essere andata io mi reputo soddisfatto, insomma tutta la mia gratitudine va a lei. Morgan. Ma anche lui devo dire che in questo senso è stato utile, è stato molto coerente. Lui effettivamente criticava, però sotto sotto, come dire, invece mi stimava molto, tant'è vero che adesso mi ha invitato a cantare un suo concerto, quindi appunto ne ho avuto la dimostrazione palese di questa cosa. Mara Maionchi? La Maionchi è un po' come dire, la mamma della situazione, perché la nonna? Sì, la mamma, la zia, facciamo la così. zia. Lei appunto è una persona molto istintiva, devo dire che insomma anche con me ha avuto come dire, questo atteggiamento anche abbastanza ambiguo, se vuoi. Inizialmente comunque apprezzava molto quello che facevo, in un secondo momento è stata un po' anche lei accecata dal fenomeno Yuri, quindi però insomma al di là di tutto anche lei è stata una che ha mostrato interesse nei miei confronti anche dopo il programma. E invece il mattatore Francesco Facchinetti? È una persona molto semplice, quasi un bambino, nel senso buono del termine, che uno che vive il tutto con estrema naturalezza, specialmente il suo successo, perché anche lui ha avuto veramente un grande successo in questi anni, e credo che sia stato anche bravo in qualche modo a, come dire, a sdoganarsi dall'ombra un po' del padre, che sicuramente è, come dire, un personaggio pubblico non poco famoso, ecco. Si è riuscito a creare una sua immagine e devo dire che nel corso del tempo sta acquistando anche maggiore credibilità come presentatore. E poi devo dire che insomma anche con lui ci siamo sentiti spesso, una persona alla mano con cui si può parlare. Se per te crollerebbe il mio cielo, se non fosse per te sarei niente, lo sai, perché senza te io non vivo e mi manca il respiro se tu te ne vai. Spesso si critica la tua immagine, vuoi dire qualcosa in telecamera? Insomma, l'immagine è molto importante, poi sta a vedere in che modo tu la voglia sfruttare. Se tu sei così, per quale motivo bisogna cambiarti? Non lo so, ma infatti io non sono di questo avviso, nel senso, appunto dicevo, sta a vedere il modo in cui tu la vuoi sfruttare, nel senso, quello che voglio che passi di me, ok, effettivamente sono gli occhiali, questi colori così, mi rendo conto che a primo acchito sono quelli che colpiscono di più, però veramente vorrei che fosse la musica, insomma, le mie canzoni, l'immagine è una cosa che va di pari passo, sì. E la tua voce pure. Devo dire che anche a molti piace anche questa immagine così. Certo. Cui, sì. Perché Daniele Magro, effettivamente come dice cognome, Magro, secondo me non sarebbe tanto... Quello da sempre, infatti ero anche, come dire, intenzionato a renderlo un nome d'arte, no? Perché io comunque vado veramente fierissimo del mio cognome, proprio anche perché mi piace questo fatto del contrasto, quasi proprio per il destino ha voluto che fosse così, quindi va bene. Daniele Magro, chi era prima e chi è adesso? Non
Lo stesso, con un po' più di impegni, con un po' più di gente che insomma è interessata a farlo, come dire, a lavorare, anche a collaborare, come dire, a realizzare questo suo piccolo grande sogno che, devo essere sincero, adesso si è anche un po' realizzato. Hai qualche progetto a breve? Il progetto è quello, a metà maggio esce l'EP. Con noi ci sono delle cover dentro, insomma vi invito ad ascoltarlo, a scaricarlo, a comprarlo, non so se vi va. Il tuo nuovo singolo? Il mio nuovo singolo è No, adesso, per adesso stiamo promuovendo No, vedremo poi uscirà sì a luglio, sì, mi prendono in giro per questa cosa però. Tu dovevi, o perlomeno eri in lista con gli Era Ora, vero. e insomma, per poter fare un servizio su Generazione Non Stop non si è fatto, tanto meglio. Facciamo il abbiamo fatto contrario, facciamo il contrario. Lo faremo dopo, Meglio. successivamente, quindi. Grazie. Segni particolari? Falso magro. Ok, va bene, infatti con Nicola Savino a Scorie appunto si scherza. Che effetto fa vedersi in TV con questa parodia su di te? Allora, devo dirti che vedendola in televisione fa un effetto strano, nel senso che lì per lì... Cosa si prova? Io conoscendo te e conoscendo la tua parodia, Sì, diciamo, ci sì, posso sì, ridere sì. sopra, dico, è fatta bene, è Sì. carina. Tu cosa provi? Ma è ovvio che innanzitutto in quanto una imitazione si tende sempre ad alterare quelle che sono insomma le cose minime, che siano fisiche ma anche insomma proprio di carattere, di pronuncia eccetera. Io devo essere sincero, quando mi hanno proposto di fare, che insomma che mi avrebbero fatto l'imitazione, mi hanno chiesto se mi andava, perché insomma loro prima hanno voluto sapere, io ho detto tranquillamente sì, perché penso sia, cioè, come dire, mi faceva anche piacere in qualche modo vedere che dopo soltanto 2 puntate c'era già qualcuno interessato a imitarmi, che poi quella cosa possa più o meno piacere, così non poi sono Comunque la parodia vuol dire, è sempre un segno che tu hai già una tua immagine, c'è qualcuno che ti vuole imitare, quindi già sì, comincia no, a farti notare. Infatti anche per questo non ho esitato a dire sì quando... Poi devo dire che invece quando proprio l'ho visto proprio dal vivo vestito come me, devo dire che è fatto veramente impressione perché è veramente identico, cioè infatti ci siamo fatti anche una fotografia insieme. Rimanendo sul tema, quando Daniele Magro non ha niente da fare, diciamo, solitamente dove stai? In piazza. Stai in piazza, va bene. Diciamola Solitamente così. dicono stiamo in piazza, quindi stiamo in piazza, vuol dire traducendo. Va bene, quindi l'hai presa molto simpaticamente questa cosa? Sì, no. Assolutamente. Ci siamo? Tutti? Pronti, Poi in posa. 3, 2, 1. Bravi. Ora me faccio io. Ok, cheese. Noi vogliamo salutarti facendo sentire al pubblico a casa la tua voce. 3, 2, 1, un Strumming ritornello. my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my own life with his words, killing me softly. Questa è la versione veloce. With his song. Bravissimo, Daniele Magro, Ciao. Generazione Non Stop. Mi è piaciuto quello che abbiamo fatto? Vi siete divertiti? Ne volete ancora? Comprende le magliette? Io ve la lavo! Posso dire una cosa mia personale? Sì. Non c'era paragone con Yuri. È una cosa mia, attenzione. Grazie, ti ringrazio. Noi vogliamo salutarti facendo sentire al pubblico a casa la tua voce. Pochi secondi. Ciao. Ciao. Pensi di avere il fattore X? Il fattore X, l'XL più che altro. Sì.